Sopravvivere ad un volo di una quindicina di metri dalla Basilica Palladiana per un adolescente è un fatto che ha fortemente impressionato la città. Stamane in molti in Piazza delle Erbe hanno osservato il punto esatto della caduta, ricordando quanto è accaduto ieri verso le 12:30. Gli inquirenti stanno acquisendo e visionando le numerose immagini delle telecamere puntate sull'edificio simbolo della città per tentare di ricostruire il tragico momento in cui la quindicenne, che avrebbe dovuto essere a scuola e che invece è precipitata dalla balaustra che circonda il loggiato superiore. Al momento nessuna ipotesi sull'incidente è stata esclusa. La ragazza, le cui condizioni sono stabili, ha trascorso la notte sotto continua osservazione nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale San Bortolo. Confermato il trauma cranico e le fratture alla caviglia e al bacino. La gravità di ulteriori danni all'apparato scheletrico e sulle ripercussioni sulla mobilità saranno valutate nei prossimi giorni. E non è in pericolo di vita e questo è già molto molto importante perché visto il punto da cui è caduta e la dinamica davvero si è rischiato che la situazione potesse essere molto più grave, quindi la speranza, l'auspicio è che possa uscire il prima possibile dall'ospedale.